Benvenuti alla Belbo Terrena da Udino Baggio per Roblox, dove l'Infinity Godego ospita l'Arzignano, che deve sicuramente vincere questa sfida per credere ancora nella promozione diretta, ma deve anche dare un occhio al risultato del Palacicogna sperando in una sconfitta del Montello. Salifu tiene palla, Matteus gli lascia spazio, allora Salifu lo punta, Matteus lasciato sul posto, Salifu! Che azione e che assist di Salifu Fischal! Il gol però porta la firma del numero 10, Mohamed Kuch. Salifu dietro da Kuch, autore del gol del vantaggio, che decide fin qui la sfida. Allora a sinistra Sebbar lascia sul posto Castrati poi lamenta di aver ricevuto una manata. Non è di questa opinione invece il direttore di gara. Allora Sebbar dalla battuta in questo corner, fuori da Kuch, una finta al destro su cui Biasi scende. Quali tenta di recuperare su Negro, interno va via il numero 11, poi Sebbar interviene, palla a metà, allora Massarotto, poi perde di nuovo palla all'Infinity Godego e allora Zuccon con l'aiuto della deviazione trova il pareggio l'Arzignano di Mister Luciano. Ancora una volta la firma del numero 10. Miatti riceve, protegge così su Medina, ancora Matteus, sguarda al centro, palla al limite dell'area dove c'è Michele Riva si gira, palla che passa sotto le gambe del numero 3 Ezechiel Nicolini e si insacca alle spalle di Prosdocimi. È in vantaggio adesso l'Arzignano che la ribalta per cercare il mancino di Medina che strozza leggermente il pallone. Ora l'Arzignano al centro dell'area con Matteus che regala palla agli avversari. Che miracolo di Biasi! Lo scarico possibile per Salifu Fischal, Kuch va leggermente incontro, anche Medina, alla fine arriva la palla fuori per il numero 9 che trova sul secondo palo Kuch alza la testa al numero 10, cerca e trova il numero 9 Fischal che riesce alla fine a tenere il pallone. Fischal, ottima la palla per Kuch di fronte a Biasi, ha un soffio dal Iabre e Zuccon che apre le braccia, forse vorrebbe questo pallone, vediamo se Iabre cercherà il numero 10, palla deviata, alla fine sì, arriva il 10, doppia deviazione, palla che dà un bacino al palo e si stampa in porta. Massarotto con la pressione sul numero 11 biancorosso che poi litiga col pallone, allora Massarotto una finta, può andare anche in centro dove c'è Mbarek, palla deviata e poi alla fine strozza il tiro. Negro, controllo orientato, poi cerca un dribbling su Wally recupera, anzi no, Negro insiste, Wally resta a terra, palla per Zuccon al centro dell'area, di nuovo sul secondo palo. Il gol del 4-1 Arzignano porta la firma di Vittorio Negro. Lo aspetta Medina. Allora sterza Matteus, arriva il raddoppio anche di Salifu Fischal che gliela porta via, al centro c'è Wally servito al numero 8, Wally, la deviazione, calcio d'angolo, in vantaggio per 4-1, la doppietta di Zuccon, il gol di Negro e il gol del giocatore in possesso di palla in questo momento Riva, che poi va a destra dove c'è Tumiatti, il controllo di Tumiatti, il palo, sempre Riva di impensierire la difesa avversaria, Massarotto rifila così un tunnel, parte il numero 27, Massarotto si fa tutto il campo, Massarotto chiuso solo da, c'è il taglio, la palla però bloccata così da Kuch che legge, fa ripartire l'azione con Massarotto, trovato Sebbar verso la porta, Tumiatti che protegge palla, alla fine la tiene in campo ma la regala letteralmente a Sebbar che fa ripartire, anzi no, l'azione perché di fronte a Prosdocimi il tocco morbido. In corsa del classe 2001 numero 3 Ezechiel Nicolini con il sinistro accomoda per la conclusione di Kuch, traversa poi la testa di crolla, resta alto Wally, dietro ora da Iabre che va profondo da Castrati che vuole l'inserimento con il tacco che arriva, la parata di Prosdocimi, riparte subito la squadra rossonera con Nicolini, Wally incrocia, il gol di Daniel Wally riaccende il match, fa 2-4 l'Infinity Godego con questo contropiede veloce, ancora 12-2 da giocare ed è un gol da incorniciare, da rivedere attraverso una highlights in verticale, sapete già di cosa sto parlando, le mix card di Roblox. Prosdocimi si abbassa e riceve sulla destra il numero 7 Medina che ha spazio per puntare, c'è anche Nicolini largo libero, servito il numero 3 Nicolini, la parata di Baronio a far partire in contropiede dove c'è Castrati 2 contro 1, il tocco d'esterno, il destro di Fochesato, l'uscita di Prosdocimi, 5-12 da giocare, ancora doppio vantaggio Arzignano alla Belboté con Wally che cerca una mattonella per il tiro, con due mani mette Baronio, contromovimento di Tumiatti, riceve infatti il numero 9 che poi va a cercare il compagno centrale ma interviene Kuch, intervento di Baronio e poi scivolata, ci pensa Salifu Fischal di nuovo a servire l'assist per Mohamed Kuch, accorcia ancora le distanze, Castrati cerca l'1-2 con Tumiatti che non si chiude, altro errore di costruzione dell'Arzignano, allora ripartenza con Sebbar
palla che passa un... È accesa definitivamente la sfida, 1 minuto e 10 da giocare. Allora Massarotto protegge, aspetta Wally, Massarotto cerca e vede Sebbar che ci ha provato un'infinità di volte quest'oggi. L'ultima è quella più importante, è buona con la capriola, esulta così. Iabre, 11 secondi al termine, ancora il capitano a cercare Zuccon vicino. Zuccon alza la testa, Zuccon cerca il varco per Tumiati, Prostocimi, poi si lancia così Wally. 2 secondi al termine, deve tirare immediatamente l'Arzignano. Palla fuori da Iabre che tocca da Zuccon, non c'è più tempo. Finisce così, il Godego recupera alla Belboté. Il risultato finale è 4-4, pareggio amaro per l'Arzignano che conduceva per 4-1 e si fa rimontare, ma che comunque può ritenersi soddisfatto per essere andato ad un passo dal campionato e adesso andrà a giocarsi i playoff, promozione per sognare la Serie B.